Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Inizia l'europeo anche per l'Italia. Spagna-Italia ragazzi. Ieri si è giocato Polonia-Grecia 1-1 e Repubblica Ceca-Russia 4-1 per i russi. Inno spagnolo. Dai raga, da Gantz e Spana Italius. Vai, Spagna-Italia, prima partita del girone. C'è tensionissima, Balotelli, dopo tutto lo scandalo di questi giorni, dopo la sconfitta con la Russia in amichevole, l'Italia deve rispondere sul campo e dimostrare che siamo i 4 volte campioni del mondo. Vai. La Spagna, Iniesta, il mago, l'illusionista scusate, per il mago. Grande, Chiello sbaglia subito, grande Chiello. No Busquets, no dall'uomo simulatore. No dal maestro delle simulazioni, no da Busquets, attenzione subito, gol di David Silva. Indecente inizio. Balotelli. Inizio scandaloso. Balotelli. Dai ragazzi. Attenzione Arbeloa. Per Iniesta l'Italia ha iniziato in maniera indecente. Iniesta. Torres, il Nigno, mamma mia. Dai ragazzi. Perché siamo lì, Forza Azzurri. No, ma vai a fare in culo Bonucci di merda, mamma mia. Oh. E se penso che la Juve ha vinto lo scudetto con Bonucci, Chiellini e Barzagli, che hanno giocato anche bene, incredibile. Giovinco per il balo, attenzione il balo. Ah, peccato. Xabi Alonso. Balo. Super Mario. Vai Super Mario. E cagata di Super Mario. Madonna che inizio del cacchio, madonna. Mamma mia, cambia tutto la Spagna per David Silva. Ancora Bonucci. Maggio. Per il Cassa, il talento di Barivecchia. Fallaggio sul talento di Barivecchia. Dai raga, ammonito Xabi Alonso intanto. De Rossi. Vai Danielone. Per Antonio. Per la formica atomica. Giovinco. Ma sbaglia tutto. Ma che cazzo. Dai Marchisio, il principino. Per Giovinco. Sbaglia ancora l'Italia. Mamma mia che inizio. Ma ancora Pirlo. Vai Andrea Pirlo. Miracolo di Iker Casillas. Dai. Andrea Pirlo ancora. L'Italia sta giocando un po' meglio adesso. Pirlo. Per Giovinco. Per il balo. Il balo prova a darla a De Rossi. Ma la Spagna chiude bene. Dai raga. Attenzione qua, erroraccio. Cassano. Giovinco, rete della formica atomica. Siamo ancora vivi. Gli azzurri sono ancora vivi. Grande Giovinco, ma è erroraccio della difesa spagnola qua. Mi ha lasciato tirare con Cassano. Grande Giovinco. Piqué recupera bene, Xabi Alonso ammonito per Sergio Busquets, l'uomo delle 1000 simulazioni, l'uomo delle 30.000 simulazioni. Fermate Busquets, fermate Sergione, non che credo. Gol di Fernando Torres, vaffanbrodo, va. Non ci credo. Pallaccio di Piqué. Partita scoppiettante. Cassano, ancora solo Cassano. Prova il tiro, Cassano, incredibile! Su deviazione Antonio Cassano, 2-2. Gli azzurri sono ancora vivi. Mamma mia. Iniesta, entra Mata, campione d'Europa con il Chelsea. Dai ragazzi. Balotelli per poco, il balo per poco, Super Mario. Sergio Busquets. Jesus Navas. Occhio a Navas per Arbeloa. Xavi.
Jesus Navas, attenzione ragazzi, marcatelo, ma marcate Mata. 3-2, incredibile. Il problema dell'Italia è la difesa, non c'è niente da fare. Giovinco, siamo ancora sotto, pazzesco. Jesus Navas, cazzo, adesso i numeri di Jesus Navas, incredibile. Butta via, vai Buffon, mamma mia. Vedo che Buffon non ne ha presa una, puttana, 3 tiri, 3 gol. Madonna, oh. Giovinco, bellissimo per il Principino è solo, il Principino, 3-3. Incredibile, non ci voglio credere, partita incredibile, 3-3 tra Italia e Spagna. La partita del secolo, dopo Italia-Germania, Italia-Spagna. Ora, se succede veramente 3-3 così, cammino nudo per Venezia. No, basta il gol, però basta, ne prendiamo meno con l'Ucraina, basta, per cortesia, basta. Super Mario, grandissimo, Marietto per poco, grande Marietto. Bravi ragazzi, su, Marione, grandissimo Marione, azione bellissima dell'Italia per Danielone De Rossi, De Rossi, prova il tiro, Icherone la para. Ma Dio, Christiansen, Busquets, Sergione Busquets, giocando un partitone, Busquets osceno. Jesus Navas, attenzione numeri, buttiamolo giù col Gatling, buttatelo giù Xavi, non riusciamo più a prendere palla, non è fallo, ha ammonito anche Giorgione Chiellini. È una punizione che 90 volte su 100 è gol. Xavi, miracolo di non so chi. Mamma che partita. Erroraccio dell'Italia, no, che credo no adesso. Jesus, non posso prendere il 4-3. Va bene con pareggio, ma non posso perdere la prima. È troppo importante. Jesus Navas, non possiamo perderla. Grandissimo Chiellini, grandissimo. Ragazzi, 3-3, incredibile, partita scoppiettante. Bene, raga. Io spero, insomma, domani sarà difficile 3-3, però spero di vedere una bella Italia, perché dopo la schifezza con la Russia mi aspetto una gran prestazione da parte dei nostri. Raga, alla prossima. Ciao! Forza azzurri! Papam!